Quello che sto facendo qui è un intervento a bassissimo impatto ambientale. Sono delle pitture delle tempere ad acqua che si scioglieranno con il tempo, e i soggetti sono i miei soliti soggetti animali, sono in fondo un po' dei giochi alla maniera dell'arte rupestre. Tra l'altro l'azione artistica è di fatto, per quanto possa essere a basso impatto ambientale, esattamente all'opposto della natura, perché è artificio. Gli animali sono, come dire, il mio mood tipico, per cui mi trovo perfettamente a mio agio, così come molto probabilmente si sono trovate così le artiste che hanno dipinto nelle caverne. Io sono convinta che siano di mano femminile. Mi è sembrata carina la sfida di misurarmi, anche se di fatto vince la natura, indubbiamente.